Il campionato di Serie D osserva domani l'ultima pausa della stagione prima di iniziare l'ultima e decisiva fase che dovrà designare la formazione che vincerà il torneo accedendo direttamente alla Lega Pro, le squadre che prenderanno parte ai play-off e ai play-out. La Nuorese, reduce dalla vittoria esterna a San Cesario, ottenuta grazie al gol di Enrico Veracchi, ha conquistato da tempo la salvezza matematica e si trova in una posizione di classifica in cui può tentare di arrivare al quinto posto che vale i play-off. Non sarà un'impresa semplice, ma i verdi-azzurri vogliono provarci nelle 6 gare che mancano da qui alla fine. Sarà decisivo per conseguire il risultato l'esito delle prossime 3 gare che opporranno la Nuorese a Budoni, Torres e Castiadas. 3 derby, 2 dei quali in casa, nei quali ottenere se possibile 3 vittorie. Non sarà semplice perché se Budoni e Castiadas vogliono uscire definitivamente dalla lotta per non retrocedere, la Torres non ha ancora deposto le ambizioni di tentare la rimonta nei confronti della capolista viterbese. Un'impresa disperata, ma che comunque i rossoblù vogliono tentare. In questi giorni la Nuorese ha proseguito con il lavoro agli ordini del tecnico Marco Mariotti, con l'obiettivo di fare bene nel finale di campionato. I verdi-azzurri, dopo essere tornati alla vittoria in trasferta, dove hanno conquistato 7 successi, vogliono espugnare lo stadio Frogheri, dove i 3 punti mancano dal 6 dicembre, gara contro il Flaminia. L'obiettivo a breve termine della Nuorese è quello di superare i 48 punti della passata stagione. Poi si vedrà se i risultati delle concorrenti consentiranno di alimentare la speranza di raggiungere l'obiettivo dei play-off. Sulla carta non garantiscono nulla in termini di accesso alla Lega Pro, ma comunque per una squadra di giovani sarebbero un risultato di tutto rispetto.